L'iniziativa nasce da una idea che ho avuto e ho condiviso con il dirigente scolastico, la professoressa Centamore, quella di coinvolgere appunto Fiammetta Borsellino, che ho conosciuto nel 2019 in occasione di un convegno che si è svolto nel carcere di Padova che allora dirigevo, un convegno sulla prevenzione. Sono rimasto molto colpito dalla narrazione e dalla testimonianza di Fiammetta Borsellino e quindi ho pensato, assieme alla professoressa Centamore, di coinvolgere in questo incontro con i ragazzi. So che tra l'altro Fiammetta Borsellino è impegnata attivamente sul sociale e incontra tantissimi ragazzi, non solo della Sicilia ma da tutta Italia, e quindi sono convinto che questa iniziativa offrirà anche ai nostri alunni dell'Istituto Comprensivo di Elio Vittorini di San Pietro Clarenza e di Camporotondo e Tenneo degli spunti di riflessione in un'ottica di confronto e di dialogo appunto sulla legalità.